che noi vediamo oggi come Veneto Ricerche in termini di cambiamento del cliente è una sicuramente maggiore attenzione da parte sua a quello che è tutto il supporto e il servizio clienti che le aziende possono offrire. E ci rendiamo sempre più conto che effettivamente l'esperienza di acquisto è tanto importante quanto la qualità del prodotto o del servizio che vanno ad acquistare. Ecco, vi voglio raccontare un caso che noi abbiamo seguito direttamente alcuni anni fa nel settore dell'abbigliamento. Abbiamo condotto un'indagine perché quello che volevamo capire, o meglio quello che l'azienda committente voleva capire, era la percezione dei loro clienti finali sui prodotti che venivano acquistati. E la cosa che abbiamo scoperto è che effettivamente la loro rete distributiva distribuiva solo certi prodotti perché non era a conoscenza di altri prodotti o di altre linee che invece venivano realizzate. Nel momento in cui abbiamo parlato con loro, abbiamo approfondito le esigenze dei loro clienti, diciamo anche dinamiche, logistiche, aspetti anche operativi di comunicazione, ci siamo resi conto che era interessante ampliare il dialogo e far circolare molte più informazioni. E questo è stato molto interessante perché per l'azienda ha voluto dire un incremento di fatturato del 40%. Quindi ascoltare i nostri clienti è sempre un tempo ben investito e soprattutto un tempo che può essere estremamente remunerativo nel breve, nel medio e nel lungo termine. Quindi una strategia di fidelizzazione importante da mantenere proprio come un filo conduttore nelle nostre attività.